Il Manzano ci ha provato davvero fino all'ultimo e ha visto Molina protagonista in questo assalto finale. Sì, oggi è andata così, per fortuna sono andate tutte bene, però è anche merito della squadra, cioè non è che la difesa si basa solo sul portiere, quindi è merito di tutta la squadra se abbiamo resistito con un gol di vantaggio fino alla fine e, e siamo andati con questo obiettivo storico che sono i playoff. Senti, si sapeva che sarebbe stata una partita difficile perché per il Manzano questa era una partita dentro o fuori, quindi motivazioni diverse, ma per entrambi era la partita della stagione. Sì, perché purtroppo il derby l'abbiamo perso, quindi ci siamo trovati a giocarci tutto, il tutto per tutto all'ultima giornata, con una squadra che a sua volta doveva vincere assolutamente per andare ai play-out e sperare di restare in Serie B. Quindi si preannunciava già una battaglia all'inizio e così è stata fino alla fine. E a questo punto che tipo di playoff ti aspetti? Beh, quest'estate tutti quanti ci davano già per retrocessi, quindi io sono contentissimo di essere arrivato ai playoff e qualsiasi cosa arriverà in questo periodo, in questa nuova esperienza, penso che sarà un'ottima esperienza, qualsiasi risultato sia, e penso che lo affronteremo con lo spirito giusto perché questa squadra ha già affrontato.